Salve a tutti, l'approfondimento di oggi si occupa ancora di pendolari e questa volta parliamo della linea Robegano-Salzano. E qui con noi Elena Guida, la portavoce dei pendolari Salzano-Robegano, un'associazione diciamo nuova, nata subito dopo l'arrivo dell'orario cadenzato, perché insomma sono sorti dei problemi, anche se va detto che molti treni sono aumentati lungo questa linea, però sono aumentati in un modo che secondo i pendolari sbagliato, vero Elena Guida? Sì, buonasera intanto. Allora, innanzitutto vorremmo dire che noi non siamo un vero e proprio comitato, ma più che altro un gruppo di pendolari a cui sta a cuore le sorti della nostra stazione. Ci siamo attivati alla vigilia dell'entrata in vigore dell'orario cadenzato, quando ci è apparso chiaro che saremmo stati fortemente penalizzati. Ecco, in particolare qual è la denuncia che voi fate? Allora, diciamo che noi ci troviamo sulla linea Venezia-Bassano e con l'entrata in vigore dell'orario cadenzato sono state privilegiate certe stazioni perché sono aumentati i servizi, le fermate e le corse dei treni, mentre altre, tra cui la nostra, quella di Spinea, anche prima Trebasele, Gheresana, e quindi sono state penalizzate. Sì, perché i treni che partono da Bassano non fermano, sono i regionali veloci che non fermano nelle nostre stazioni. Ecco, ma questo perché siete stati penalizzati? A vantaggio di quali altre stazioni? Allora, diciamo che la spiegazione che ci è stata data anche negli incontri che abbiamo avuto con le amministrazioni, con i sindaci, con Trenitalia e Regione, è stato che dovevano in qualche modo rispondere alle esigenze degli utenti dell'area bassanese di avere dei treni da e per Venezia con un tempo di percorrenza inferiore rispetto al passato. Quindi più veloci. Più veloci, sì, che impiegassero meno tempo ad arrivare. Solo che effettivamente se si va a confrontare quelli che erano i tempi di percorrenza di prima e dopo l'orario cadenzato, si nota che non c'è stato questo grande miglioramento. Cioè di quanto hanno accorciato diciamo, i tempi di percorrenza? Diciamo di 5 minuti, perché prima era 1 ora e 14, adesso è 1 ora e 9 minuti. Considerando poi i ritardi cronici che ci sono, credo che più o meno i tempi stiano uguali. E che ricadute ha avuto su Robegano-Salzano? Allora, diciamo che ci sono meno treni perché c'è più o meno un treno diretto fino a Venezia all'ora. Per venire un po' incontro a questo taglio sono stati introdotti dei treni che fanno solo Noale Mestre e viceversa, che però intanto hanno subito un taglio estivo, con l'orario estivo molto forte, perché ce ne restano 2 alla mattina e 4 al pomeriggio. E prima quanti erano? Erano 1 all'ora, come prima dell'orario estivo ce n'erano 1 all'ora. Quindi ce n'erano quanti allora in tutto? Allora, ce ne sono 2 all'ora, però il problema... Ma complessivamente nell'arco della giornata quanti erano prima e quanti sono ora? Allora, erano 14? Erano 14, lei sta parlando solo delle... Sì. Sì, erano 14, adesso sono 6 in andata. Stiamo parlando dei treni in navetta che sono stati messi in sostituzione di quelli che non si fermano. Sì, c'è da dire però che sono dei treni che sono un po' inaffidabili, nel senso che appena c'è un problema sulla linea sono i primi ad essere cancellati, quindi le cancellazioni e le soppressioni sono all'ordine del giorno, quindi di fatto resta se c'è un treno all'ora. E questo è un problema. E poi ce ne sono molti altri, cioè anche voi soffrite come le altre linee, come gli altri, dei treni che non ci sono la mattina e la sera. Infatti noi abbiamo il primo treno alle 6:31 e questo è penalizzante per tutta quella categoria di lavoratori, e ne abbiamo molti da Salzano ma anche dei paesi vicini, gli operai, i lavoratori edili che devono raggiungere Venezia al mattino presto, e prima avevano un treno che partiva prima delle 6 e adesso non c'è, quindi devono cambiare mezzo di trasporto, però anche qui per noi risulta difficile perché da Salzano non c'è una vera alternativa al trasporto su treno. Cioè abbiamo pochi autobus rispetto magari a paesi vicini come Spinea o altri che comunque possono magari contare su un'alternativa. Quindi dovete prendere l'auto, raggiungere la stazione più vicina, che potrebbe essere Maerne o Mirano o Noale. Sì. Tra l'altro volevo sottolineare che noi paghiamo lo stesso abbonamento di Noale, per esempio, però abbiamo quasi la metà dei servizi, quindi anche questo ci sembra un'ingiustizia, perché insomma alla fine
Poi da noi, come anche a Spinea, hanno fatto tutte le infrastrutture, i parcheggi, i sottopassi, parcheggi che adesso sono inutilizzati, sono vuoti, mentre secondo il nostro punto di vista non hanno fatto l'opera più importante che era già stata considerata prioritaria fra quelle della metropolitana di superficie, e cioè il raddoppio di binario, che risolverebbe in realtà molti problemi, perché si accorcerebbero allora sì i tempi di percorrenza, perché i treni non dovrebbero più aspettare in una stazione in un'altra, solo che erano già stati stanziati dei fondi, c'erano le delibere della giunta regionale, ancora già dagli anni scorsi, dal 2009, però tutto si è fermato. Si è fermato, non Ma si è fermato da quando Chisso è stato arrestato? No, si è fermato da prima. Si era fermato Quindi prima. mancano fondi, diciamo. Mancano i fondi, sì, questa è la spiegazione ufficiale, anche se, come abbiamo visto magari con lo scandalo Mosi, i fondi peraltro li hanno dirottati. Certo. Va bene, noi per l'ennesima volta lanciamo questo appello alla Regione Veneto, in particolare a Luca Zaia, che non ha ancora sostituito l'assessore Chisso all'assessorato regionale alla mobilità, e speriamo davvero che qualcosa si muova. Grazie Elena Guida.